Posso dire che con Boccia ho già parlato. Basta, ho già parlato. Che mi sembra una proposta che va ascoltata, va vista. Non sappiamo neanche quale sia la proposta, io non so quali siano i testi della proposta che è stata fatta, che sia stata discussa tra Lega e 5 Stelle sull'autonomia del Veneto. Non lo sappiamo, per cui sarebbe importante capire quali sono i nodi per cui questa proposta è stata fermata. Sarebbe importante vedere la proposta e capire i nodi. Queste due cose qua farebbero capire molto. Il sindaco Brugnaro commenta così le parole del ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia dopo l'incontro col sindaco di Milano. Nella legge quadro ha dichiarato: voglio tirar dentro il ruolo delle città metropolitane, poi toccherà ai presidenti delle regioni. Alcune funzioni, continua, devono essere affidate alle città metropolitane. L'intervento nelle periferie è una di queste. Questa città deve essere riconosciuta come traino, se non altro almeno internazionale, di quello che è la nostra grande economia del Veneto, per cui penso che sia una proposta su cui bisogna ascoltare, approfondire, ma insomma mi sembra giusto. Verrà qui il ministro come Io penso proprio di sì. Io non ho visto la proposta di legge, penso che nella proposta ci sarà stato un ruolo della capitale, proprio non l'ho vista la proposta. Lei l'ha vista? Non l'ha vista nessuno, credo. Magari la guardiamo. La guardiamo perché allora ci rendiamo conto anche di chi ha fermato una grande riforma per l'Italia. La riforma dell'Italia io l'ho sempre detto, io sono un convinto assertore dell'autonomia, proprio convinto assertore, ma è un'autonomia per tutti, non per noi soltanto. Qui vediamola tutti insieme, rafforziamola. Cioè i referendum, i veneti hanno detto che vogliono l'autonomia la vogliamo anche vederla, cioè su come viene gestita. Siamo già alla fase operativa secondo me. Così ognuno si prende le sue responsabilità di fronte agli elettori e ai cittadini. E a Beppe Grillo, che alcuni giorni fa si è espresso a favore della separazione tra Venezia e Mestre, il sindaco, che invita a non andare a votare, risponde: trasparenza, trasparenza, trasparenza. Lo diciamo anche a Beppe Grillo, che ci dà gli insegnamenti, lui dall'alto, delle sue capacità amministrative.